Amiche e amici, buongiorno, eccoci, nuova puntata di Ore 13, ancora un'ora in diretta insieme a chiacchierare, ad affrontare un tema di attualità, un argomento, anzi un ambito che fa parte anche della nostra cultura, della nostra storia e che ovviamente però è in costante evoluzione anch'esso. Infatti oggi parliamo di agricoltura, la nuova agricoltura perché? Perché per stare al passo dei tempi e per essere competitiva, ovviamente anche il mondo agricolo è sempre all'attenzione di quelle che sono le dinamiche anche internazionali. Tra l'altro faremo accenno ovviamente a quelli che sono questi dazi che sembra gli Stati Uniti vogliano imporre i prodotti italiani, e un mondo agricolo che si cerca sempre di proporre sì nella sua tradizione ma anche in un contesto innovativo e anche al territorio. Poi vedremo anche che il grande evento sta per realizzarsi nel capoluogo trevigiano fra non questo weekend, il prossimo. Però prima di tutto ovviamente io vi presento i miei ospiti di oggi, che il primo è Giorgio Polegatto, presidente di Coldiretti Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo Loris De Miranda, che è presidente di Terra Nostra Treviso. Buongiorno. E Marco De Zotti, che invece è presidente di Giovani Impresa Treviso. Buongiorno a tutti. 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono. Ovviamente attendiamo le vostre chiamate, aspettiamo di sentire la vostra voce e ovviamente anche le vostre domande. Allora, la nuova agricoltura, ovviamente nuova nel senso il settore primario è un settore che è tradizionale da un punto di vista, perché se non ci fosse la terra non ci potrebbe essere vita, però che giustamente è sempre in evoluzione, no? Prima di tutto io vi chiedo quali sono sia dal punto di vista delle pratiche, delle metodologie, dello sviluppo anche delle persone, quali sono gli elementi più in cambiamento in questo periodo nel vostro mondo? Ma diciamo che il nostro territorio, quello trevigiano, ha la fortuna di avere delle materie prime straordinarie, no? che conosciamo tutti, basta pensare al radicchio, agli asparagi, all'ortofrutta in generale, ma e al vino naturalmente. Credo che questo sia già un punto di partenza importante, perché si è visto nascere in questi ultimi anni tutta una serie di aziende che trasformano anche questi prodotti, li valorizzano, e perciò non c'è solo la produzione e la vendita fine a se stessa al mercato, ma bensì una valorizzazione, perché sono nate appunto delle aziende che hanno anche una visione del mercato e anche nazionale non solo, per proporre un prodotto di qualità anche con una veste diversa, con delle evoluzioni che comunque il prodotto si presta ad avere. Perciò c'è una grande potenzialità, c'è appunto un ritorno anche all'agricoltura da parte soprattutto di giovani che hanno anche idee, hanno iniziative, hanno passione, e questo aiuta appunto anche a dare valore aggiunto a questi prodotti che sono straordinari e che comunque metteremo in bella mostra la prossima settimana, nel weekend. E poi parleremo ovviamente anche di questo evento e di quali sono le attività che verranno proposte. Il Presidente faceva riferimento ai giovani, qui abbiamo il Presidente appunto di Giovani Impresa. Vi sentite protagonisti di un cambiamento grazie anche al vostro contributo? Ma sicuramente sì, perché c'è in atto un cambiamento anche a livello di sostenibilità. I giovani hanno a cuore molto questo tema, tantissimi giovani stanno iniziando a cambiare le loro attività di produzione all'interno dell'azienda, quindi anche tramite delle certificazioni, quindi basarsi su delle certificazioni, su dei protocolli di controllo sta aiutando molto, perché sta aiutando soprattutto nei mercati, perché vediamo che molto spesso il consumatore finale predilige sempre di più un prodotto sano, sostenibile, e quindi questo fa sì che noi giovani iniziamo a percorrere quella strada che siamo appena all'inizio, però comunque abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere. E sicuramente ci vuole molto tempo, investimento e credere in quello che si fa, perché il territorio dove noi produciamo i nostri prodotti è il territorio, è un bene comune di tutti quanti, e quindi è giusto anche rispettarlo, insomma, ecco, per il bene comune di tutti. Quindi insomma stiamo parlando produzione, anche trasformazione, e poi il prodotto arriva in tavola. Arriva in tavola. Beh, sicuramente la nostra regione, la nostra provincia, avendo questi buoni prodotti, dà anche delle
delle preparazioni che poi andremo un po' a servire ai nostri agriturismi. Io come presidente di Terra Nostra mi sento di dire che l'agriturismo trevigiano è in primo piano, è all'avanguardia in questo senso. Abbiamo la fortuna, come diceva il nostro presidente, di avere dei prodotti ottimi, eccellenti. In questi ultimi periodi, in questi ultimi anni stiamo vedendo che la sostenibilità, il rispetto dell'ambiente, anche un ritorno un po' alle coltivazioni, diciamo, storiche, alle metodologie un po' più semplici, sta portando veramente ad avere delle qualità eccellenti i nostri prodotti. Abbiamo la fortuna di avere degli agriturismi, dei locali, dei cuochi agricoltori che sanno trasformare i loro prodotti, è la cosa migliore per andare avanti e proporci a questo nuovo turismo che sta arrivando. Allora, io propongo, no, stimolo questo confronto, che sul concetto dell'innovazione e della novità forse il salto più importante è stato fatto nel mettere insieme, no? Cioè nel creare queste filiere, perché alla fine come Coldiretti sicuramente avete cercato di farlo a partire dalla produzione, insisto, dalla trasformazione, mettere in rete e poi atterrando anche su quelli che sono i punti più a contatto col territorio e con l'utente. Però questo mi sembra che valga un po' per l'agricoltura in generale, cioè mentre una volta l'agricoltura era il contadino che produce e dopo è finita lì la partita, c'è una visione molto più strategica e molto più a lungo periodo. Ma credo che sia diventata anche una necessità questo, perché purtroppo tante volte produrre fine a se stesso il prodotto e metterlo sul mercato, con i vari passaggi che ci sono, non si valorizza e anche dal punto di vista economico non dà la soddisfazione che merita, visto anche lo sforzo e l'impegno che ci si deve mettere. Perciò il fatto di volere trasformare il prodotto, valorizzarlo e renderlo anche confezionato e poterlo anche proporre a un mercato più ampio, chiaramente, perché non stiamo parlando solo di fare il mercato di paese, ma qui ci sono anche degli interessi da parte anche della grande distribuzione di volere cercare un prodotto comunque che sia assolutamente autoctono, sia famoso chilometro zero e che venga anche possibilmente dato in una confezione che regga anche qualche settimana di conservazione e possa essere messo anche negli scaffali di negozi specializzati e non. Perciò, ripeto, le opportunità ci sono. Stiamo accompagnando diverse aziende a crescere in questo per cercare appunto di affrontare i mercati e credo che ci siano grosse potenzialità, ma soprattutto c'è l'iniziativa che è quella che è necessaria oggi per cercare appunto di far sì che un'azienda possa essere il più possibile a 360 gradi e possa affrontare mercati che fino a poco tempo fa era impensabile che si potessero affrontare e anche vincere. Perciò credo che in questo si sta crescendo e le aziende sono orientate per far sì che appunto possano dare un valore aggiunto alla loro produzione. Sì, penso che poi si viva questa sorta di dicotomia, no? Perché il mondo agricolo da una parte giustamente deve andare ad ingrandirsi, cioè l'azienda deve ingrandirsi per stare in certi mercati, però contemporaneamente ci sono anche opportunità di sviluppo per piccole realtà che sono anche quelle che magari scaldano un po' di più i cuori. Beh, sicuramente sì, negli ultimi anni l'agricoltura è cambiata molto, diceva appunto il Presidente Giorgio. L'agricoltore ora non produce più solo in campo, però è diventato un produttore più multifunzionale, quindi lavora su più reparti, su più ambiti, sa fare la vendita al dettaglio, sa esportare. Il produttore sa comunque anche comunicare, quindi mettersi in trasparenza agli occhi di tutti quanti e sa far vedere quello che fa nel campo, insomma, ecco. Dopo sicuramente anche da parte nostra dei giovani c'è la voglia di cambiare, perché comunque abbiamo delle possibilità di esperienza che vanno all'esterno di quello che è il nostro lavoro quotidiano e quindi delle volte, la maggior parte dei casi si va fuori per andare a vedere anche quello che fanno gli altri, i nostri competitor, diciamo, per imparare e per riportarli in azienda e per poi farla crescere sempre di più, innovandola anche dalle volte. Quindi bisogna utilizzare anche l'uso della tecnologia che al mondo d'oggi è presente, c'è, e dobbiamo riuscire a portarla sempre di più nei nostri lavori quotidiani, che ci darà sempre di più una mano. Nel concetto di filiera, l'agriturismo sta all'ultimo posto nel senso temporale, no? Sì. Però è anche l'agriturismo, soprattutto nella zona magari collinare,
quello che si confronta con l'utente estero, cioè il turista che arriva. Dopo la breve pausa per la pubblicità, mi dice che riscontri avete e che magari quali suggerimenti voi portate a casa da distribuire al territorio produttivo? Breve pausa e poi la risposta. La nuova agricoltura come si sviluppa, come affronta i mercati, come si promuove, come dialoga anche con il resto del territorio. Ci siamo lasciati prima della pausa, io ho chiesto a De Miranda, appunto, siccome Terra Nostra è un'attività relativa agli agriturismi e l'agriturismo è il luogo nel quale mediamente anche i turisti esteri si trovano a consumare del cibo e quindi c'è l'interfaccia più diretta, no? Se vi capita di avere dei riscontri in qualche modo, delle richieste, delle indicazioni che poi voi girate anche a chi produce? Certo, allora stiamo vivendo un bel momento per quanto riguarda il turismo, soprattutto straniero. Abbiamo un ritorno, direi, anche di turisti tedeschi, austriaci, olandesi, molto aiuta anche la nuova via della Monaco-Venezia, che comunque ogni giorno porta dei turisti a fermarsi nei nostri locali, nei nostri alloggi. Il turista cerca un po' di semplicità, un po' di tranquillità, per cui la genuinità dell'ambiente familiare, l'ospitalità. Poi a livello di prodotti sì, sicuramente la buona cucina attira i loro gusti, i loro interessi. Ricordiamo che sono persone che generalmente vengono dalle grosse città del centro Europa, per cui trovarsi spesso in un ambiente quasi isolato, come può essere qualche agriturismo, qualche alloggio già di in per sé, campagna, trovarsi fisicamente già là lì, è già essere insomma in paradiso, tra virgolette, ecco. E poi insomma consumare anche del buon cibo, un buon bicchiere di prosecco aiuta. La qualità dei nostri prodotti la ritroviamo poi nelle nostre recensioni che vengono fatte. Ecco, diciamo che nella nostra zona collinare, il prodotto principe la fa il prosecco. Questo è inevitabile, nel senso che è un prodotto che negli ultimi anni ha avuto un notevole successo e si vede, la gente viene per visitare i nostri luoghi, per visitare i vigneti, le colline, e il prosecco è comunque il prodotto che viene portato via, acquistato più. Non dimentichiamo anche i nostri prodotti locali, insaccati, i salumi, cioè, questi sono comunque degli appeal che portano sicuramente all'interesse anche del diciamo turista. Che il carnet terrigiano e veneto, insomma, è bello pienotto. Sì, poi non dimentichiamo anche che il patrimonio dell'UNESCO nell'area del Conegliano Valdobbiadene, di 15 comuni, sicuramente avrà una ricaduta importante, già lo si vede in questi giorni, già da adesso, ma sicuramente ci renderemo conto anche nei prossimi anni quanto veramente importante sia stato questo riconoscimento straordinario per un territorio che meritava assolutamente questo valore, insomma, no, territoriale importante. Senta Polegato, un altro cambiamento che penso di serenamente di affermare, di aver colto, è come il mondo agricolo dialoga con il resto del sistema. Cioè, mentre una volta, diciamo, valeva un po' per tutti, anche per l'industria o per altri settori, ognuno, diciamo, si faceva gli affari propri, non si considerava dentro a un insieme, dentro a un territorio di cui faceva parte, che non era l'unico gestore, no? Invece io penso, grazie anche alle politiche che avete portato avanti voi, che state portando avanti, c'è una grande apertura e cercare di coinvolgere la cittadinanza su quella che è l'esperienza del mondo agricolo, nel rispetto ovviamente dell'ambiente. Ma credo che sicuramente in questi ultimi anni si sono visti dei cambiamenti epocali, no, in tutti i vari comparti, in particolare credo proprio nel settore agricolo, dove soprattutto ai giovani e non solo, con i social, con tutti i mezzi di comunicazione, chiaramente danno anche risalto a quello che fanno e cercano comunque anche nella filiera di essere protagonisti e non essere più passivi come poteva essere una volta. E poi ci sono tutta una serie di iniziative che hanno valorizzato quello che si fa in campagna, basti pensare alla Sola Coldiretti, quei villaggi che fa nelle grandi città italiane, quanta gente riesce ad attirare e quanto entusiasmo si crei
proprio di questo ultimo weekend il villaggio Coldiretti di Bologna con 600.000 presenze e anche una presenza importante di quello che è il braccio, diciamo, operativo che è Campagna Amica, che fa sì che appunto le aziende possono mettersi in vista, possono confrontarsi col mercato e crescere anche da questo punto di vista, e credo che appunto siano tutti mezzi straordinari per entrare in una filiera che è quella agroalimentare, che è importantissima soprattutto nel nostro comparto, nel nostro ambito, nella nostra provincia, ma lo dobbiamo fare da protagonisti questo, dobbiamo assolutamente dialogare con l'industria, dialogare col commercio, perché chiaramente se riusciamo a creare appunto dei punti di forza e anche coadiuvati, credo sia importante per tutti, perché tutti possono avere le giuste situazioni che tanti sacrifici impongono in un settore comunque primario come il nostro, dove l'impegno, il lavoro e la fatica è ancora tanto. E in quest'ottica, insomma, non questo weekend ma il prossimo, per cui il 12 e il 13 di ottobre, Treviso ospiterà Campagna Amica in città, che è un'iniziativa che lei ha voluto fortemente. Sì, questo va appunto in questo senso anche questa iniziativa, far conoscere ai trevigiani, non solo quelli che parteciperanno in questi 2 giorni, far vedere quello che il trevigiano riesce a fare, questi prodotti straordinari che tutti conosciamo, ma magari non conosciamo quelli che stanno al di là del prodotto fine a se stesso, che sono i produttori, che hanno in quell'occasione la possibilità di confrontarsi, di far conoscere, di trasmettere il loro lavoro, spiegare i loro prodotti, fare anche marketing se vogliamo, a dei consumatori che sono sempre più curiosi, più attenti e vogliono anche avere questo tipo di approccio. E credo che questa sia una vetrina importante per il comparto agroalimentare trevigiano, per appunto dar sì che si possa conoscere, ripeto, non solo il prodotto fine a se stesso, ma tutto il lavoro che c'è dietro, e fare anche questo in comunicazione, visibilità, e anche un momento anche gioioso se vogliamo, perché stiamo parlando di prodotti alimentari di qualità che piacciono a tutti, ed è giusto uno scambio anche con i consumatori, mettersi anche alla prova, mettersi anche in discussione, perché accettiamo in questi contesti anche le critiche da parte dei produttori, dei consumatori, per cercare appunto di crescere in tutto quello che è questo percorso che si è iniziato da anni, ma che ancora tanta strada si deve fare. Allora, prendo quello che è il programma, anche per darvi un richiamo e farvi un invito, perché tra l'altro gran parte delle attività sono gratuite, partiamo da lì, che non è una brutta cosa, perché giustamente uno Coldiretti ha detto la città di Treviso, il comune tra l'altro mi ospita, grazie, vengo con i miei testimoni, le mie attività, però cerchiamo di far divertire in varia maniera i cittadini di Treviso, e non solo ovviamente. Quindi si parte il 9 mercoledì con una cena benefica all'Hotel Continental, ci si può iscrivere, una cena dove poi il ricavato sarà devoluto al servizio di psicologia ospedaliera di Cafoncello, partiamo da lì, quindi promuoviamo questa cena benefica del 9. Poi sabato 12 al mattino c'è un appuntamento che è un convegno su Think Food, Make Farm, quindi il tema di come pensare al cibo e come gestire la fattoria, con un sacco di relatori importanti, da Giorgio Polegattolo a Fausto Pinarello, Zanetti, eccetera, eccetera. Alla sera concertone in piazza Borsa, sempre offerto da Coldiretti, con i Los Massadores, che salutiamo con grande affetto, e, insomma, sono un gruppo amatissimo nel nostro territorio e che sono sicuro faranno saltare e ballare la città di Treviso sabato sera. Ricordiamo che il quartier generale sarà in piazza Giustiniano Recanati con il mercato della Campagna Amica, che è un mercato fisso. Sì. Il nostro mercato. Che è il vostro mercato, ci saranno le fattorie didattiche, i cooking show, ovviamente gratuiti, con degustazioni. Questo è un volantino che troverete in giro per la città per capire quali sono le attività e dove si tengono. Ci sarà intrattenimento per i bambini, sempre in piazza Giustiniano Recanati, sia per il giorno del sabato. Andiamo sulla domenica con una bella iniziativa che è un picnic nei giardini di Sant'Andrea,
per cui ci si può comprare i prodotti col pacchettino, gli agribag in piazza Giustiniani e Canati, e poi si va a fare un picnic in centro in uno dei giardinetti in fronte al Sile. Poi Sile è protagonista, perché mi sembra che anche voi è possibile siate su delle canoe particolari con una sfida davanti all'università. Presidente, la vogliamo sui Dragon Boat? Assolutamente. Quindi insomma simpatia, spettacolo e quant'altro. E, insomma, programma bello ricco, anche con le fattorie didattiche che poi andranno in Piazza Borsa la domenica. Diciamo che il mondo di Coldiretti si presenta con tutta la sua, diciamo, forza in maniera simpatica, no? Le facce, i volti, le mani di coloro che poi creano questi prodotti che noi andiamo a consumare. Certo, è un'opportunità a doppio senso per noi agricoltori venire in città e proporre il nostro cibo, i nostri prodotti, come li realizziamo. Abbiamo modo di interlocutire tra noi e il consumatore, e penso che per Treviso sia una grossa opportunità per vedere cosa troverà all'interno della propria provincia, perché molto spesso il consumatore per non conoscenza, per pigrizia, fa fatica a andare nell'azienda agricola a acquistare. Quest'oggi, sì, in questa occasione veniamo noi e vi proponiamo cosa produciamo. Visto che lei rappresenta il mondo degli agri-chef che saranno impegnati con i cooking show, vi siete già preparati qualche ricetta? Sì, allora mercoledì saremo noi che prepareremo la cena di gala, sì, la cena benefica. Ci siamo proprio trovati ieri sera per buttare giù il menù e per organizzarsi poi a livello organizzativo. Proviamo a stimolare gli amici a casa a venire. Meglio di no. Lasciamo un po' di suspense, dai. Comunque si tratterà sicuramente di un aperitivo con i nostri, anche con abbinamenti dei nostri vini, prosecchi, incrocio Manzoni, Cabernet. Un aperitivo, poi sarà un antipasto, un paio di primi con dei risotti e delle... Vi lascio un po' di curiosità. Vabbè, anche perché è un orario nel quale potrebbe metterci a disagio sentire delle ricette. Concordo, comunque sì, i nostri agri-chef sono delle persone preparate, sono i nostri agricoltori che gestiscono i loro agriturismi, e con il corso che abbiamo appunto portato a termine l'anno scorso sono le persone più indicate per proporre i loro prodotti anche in questo contesto, anche in centro a Treviso. Guardi, vediamo chi c'è al telefono e vediamo se abbiamo anche stuzzicato. Pronto? Buongiorno dottor Paladin, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Allora lei verrà il prossimo weekend 12 e 13 in centro a Treviso per questi 2 giorni di Coldiretti e di Campagna Amica in città? Forse sì, forse sì. No, come forse? Comunque dai, spero che venga tanta gente, perché merita, perché dobbiamo comprare, dottor Paladin, che ho qui sotto mano. Ieri ho comprato lo zucchero sul supermercato, zucchero bianco. Allora è scritto: prodotto e confezionato da Ashar Italia Spa di Bolzano, nello stabilimento di Puttershoek, Nederland. Vale a dire che viene dall'Olanda, almeno mi sembra di aver letto così. Nederland. Sì, è l'Olanda, sì. Ecco, dall'Olanda. Io mi chiedo se qui da noi non possiamo avere dei campi di barbabietole almeno. Non pretendo quello di canna, perché quello di canna viene da altri paesi, ma io devo comprare lo zucchero dall'Olanda? Ma dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? I nostri giovani che adesso si mettono in agricoltura, ma perché non li lasciano mettere giù anche le barbabietole? Ma perché ne vedo pochi in giro? Cioè, campo ho visto qui approfittiamo vicino. del giovane che abbiamo qui in studio. Esatto. La ringrazio. Ma fateci mangiare la roba nostra, che qui sappiamo come va coltivata e cosa danno nei campi, perché al di fuori dell'Italia, che ci sono delle regole, all'estero non sappiamo ma cosa danno. È vero. Può anche darsi, ma che facciano bene anche loro, ma però i controlli, ci sono i controlli. Non fate a tempo di fare i controlli. Adesso sentiamo. Dire. Vi ringrazio. Grazie Giusy, l'aspettiamo il 12 e il 13, mi raccomando. Allora, intanto questa è la dimostrazione che si è riusciti a trasmettere una sensibilità importante sul concetto della tracciabilità del prodotto.
e che oltretutto insomma, la gente preferisce consumare italiano, perché questo mi sento di cogliere dalla telefonata della signora Giusi. Molto velocemente poi devo dare la linea alla regia, vabbè, sulle barbabietole adesso non so come funzioni. Beh, ma diciamo che comunque come Coldiretti è il nostro un po' il cavallo di battaglia, quello di scrivere l'origine in etichetta del cibo, promuovere filiere innovative e filiere nuove. Sicuramente come filiera dello zucchero, quindi qui in Italia sta un po' andando a scomparire, insomma, ecco, proprio perché siamo diciamo, invasi anche dalle volte da prodotto che viene dall'estero e che tante volte non viene neanche diciamo, controllato. Ci sono comunque dei giovani che si avvicinano anche a questo settore perché è un settore comunque di interesse soprattutto per l'origine, perché se si inizia a coltivare un prodotto per riuscire a fare lo zucchero, Made in Italy ha un valore aggiunto, ha delle sue problematiche, però queste sono delle problematiche legate al mercato, quindi legate alla grande distribuzione. Sicuramente con anche i mercati di campagna amica, quindi andare a scendere in piazza con un prodotto che si produce in azienda, questo può aiutare a stimolare anche questa filiera a un ritorno. Sicuramente i giovani comunque si avvicinano sempre di più anche a queste filiere, quindi andare a recuperare delle filiere che sono scomparse diciamo, da anni. Insomma, ecco. Può essere una chiave di lettura importante. Esatto. Do la linea alla regia per qualche istante. Torno a fare riferimento a questo importante avvenimento che ci sarà a Treviso la prossima settimana, nel weekend 12 e 13 di ottobre, perché appunto nel programma delle attività previste c'è questo importante convegno che è destinato ai giovani, si diceva prima, no? Vuoi un attimo riassumerci quelli che sono i temi principali sui quali andate ad appoggiare? Beh, allora sicuramente è un tema... Quindi scusa, alle 10 all'auditorium di Santa Croce, quindi quello del plesso universitario di Treviso. Sicuramente comunque invito tutti quanti chi sta ascoltando a venire perché è un convegno fatto veramente molto bene, anche e soprattutto per i giovani, perché abbiamo degli ospiti, degli imprenditori che hanno fatto la storia, lo possiamo dire, perché sono degli imprenditori di successo. Abbiamo voluto diciamo, creare questo convegno proprio appunto per creare un confronto. Si parlava prima che dovevamo iniziare a confrontarci mondo agricoltura con mondo anche industriale e quindi questo è un piccolo passo in più, perché ascoltare l'esperienza di imprenditori che comunque sono da anni leader mondiali anche di quello che fanno, perché ci hanno creduto, perché comunque hanno avuto una storia che può essere interessante a noi giovani, di ascoltarli e cercare anche un minimo di confronto. L'obiettivo è quello di cogliere il succo dei discorsi di tutti questi imprenditori e di cercare di portarli sempre nelle aziende nostre, quindi imparare sempre qualcosa di più per poi riportarlo nel nostro piccolo. Penso che questa sia una cosa fondamentale, insomma, ecco, per quanto riguarda essere imprenditori, ma soprattutto anche per far crescere l'innovazione interna alle nostre aziende. Apro una parentesi, Polegato, lei oltre ad essere presidente di Coldiretti è anche uno dei titolari di una grande cantina a casa vinicola, insomma, del Trevigiano che esporta in tutto il mondo. Là il confronto e penso il valore aggiunto che avere anche una figura come la sua presidente di Coldiretti è anche quella probabilmente di portare in qualche modo l'imprenditorialità e l'esperienza più macro nel contesto anche di un mondo che è composto anche da micro, che era la cosa che si diceva prima. Sta riuscendo a concretizzare questo suo contributo? Ma diciamo che per me è stata veramente una piacevolissima sorpresa vedere tante realtà che appunto come dicevo prima che con grande entusiasmo stanno crescendo, ma stanno pensando in grande. Credo che questo sia già un atto di coraggio, no, che si fa, e quando uno è convinto di quello che è il proprio lavoro ed è diciamo, preparato a fare un prodotto di qualità, oggi non deve aver paura di niente, di nessuno. Anzi, credo che, come dicevo prima, il fatto che ci sia proprio anche una ricerca da parte della grande distribuzione di volere determinati prodotti che fino a qualche anno fa erano impensabili da proporre allo scaffale, credo che anche questo sia un motivo per ancora di più impegnarci, voler crescere, e chiaramente la struttura, ripeto,
è di supporto per cercare di fare tutti questi vari passaggi. È chiaro che esperienze come la mia, come anche altre comunque sul territorio, aiutano un po' ad allargare gli orizzonti e far capire che è possibile fare comunque dell'imprenditoria pensando appunto anche a crescere soprattutto, e il potenziale c'è. Quello è la cosa più importante che ho notato in questo anno e mezzo della mia presidenza, e credo che ci siano veramente le basi per vedere in futuro delle aziende che diranno sicuramente la sua sul nostro territorio nel mercato agroalimentare. E qua arriviamo alle note dolenti, perché invece volevo chiedervi un commento su quello che è una dinamica nella quale diciamo che noi facciamo un po' fatica a entrare, però potrebbe avere delle conseguenze importanti per le aziende del territorio. C'è questa presa di posizione abbastanza marcata del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale vuole introdurre tutta una serie di dazi sui prodotti che arrivano dall'estero, anche quelli agroalimentari. Ora sappiamo cosa significhi per il Made in Italy il peso anche economico delle esportazioni verso gli Stati Uniti, di vino, di formaggio, di pasta, di insomma, tutto quello che è il cibo italiano. A che punto siamo? Il punto è che purtroppo quello che tanto si era annunciato è successo. Questi dazi entreranno in vigore fra poco e non vanno a colpire fortunatamente tutto il comparto agroalimentare, ma sicuramente una grossa fetta. Pensiamo ai formaggi in primis, che anche hanno già deciso quali saranno i prodotti? Sì, allora hanno deciso quelli che al momento sono esclusi, che è appunto olio e vino italiano, mentre tutto il resto purtroppo non si sa ancora in che termini, in che forma, in che quantità verranno colpiti. Però sicuramente è una mazzata, perché in primis il mercato americano era il mercato più amico che avevamo, nel senso anche per la presenza degli italiani lì, ma non solo, perché conoscono e apprezzano da anni il nostro prodotto, e chiaramente non ci si aspettava che uno Stato così amico potesse arrivare a tanto. Purtroppo ne prendiamo atto e cercheremo comunque di difendersi dove è possibile. È anche vero comunque che la cosa che dispiace ancora di più è che era un mercato in crescita, dove i nostri prodotti, soprattutto, ripeto, i formaggi, i salumi, la pasta e altri che venivano assolutamente apprezzati, erano continuamente con segno più, e adesso succederà purtroppo che invece verranno privilegiati. Secondo lei è una domanda molto difficile, ma mediamente che calo ci si può aspettare? No, il problema è che verranno privilegiati, dicevo, prodotti che hanno scoppiazzato il nostro Made in Italy, il famoso Italia Sounding, con il Parmesan in primis, l'Asiago, che si chiama Asiago e si produce in Canada, piuttosto che il prosciutto di Parma o San Daniele che si produce in Canada con nomi italiani. Perciò questi prodotti in questa fase qua avranno sicuramente ancora di più un input nella crescita, perché non hanno questo tipo di problema. Perciò arriverà al consumatore ancora di più quello che non è il prodotto originale, il prodotto di grande qualità che è il prodotto italiano, e questo sicuramente non farà bene né al consumatore né tantomeno alle aziende che vedevano nel mercato americano sicuramente un mercato fondamentale. Le percentuali di perdite, ripeto, ancora difficilmente si potranno quantificare, però sicuramente non sarà indolore, anzi crediamo che soprattutto, ripeto, nel reparto formaggi la cosa sarà molto sentita, soprattutto nel parmigiano reggiano, nel grana padano, che erano prodotti di grande visibilità nel mercato americano. Secondo voi, allora, è domanda da parere questa, perché qui le partite erano su due livelli. Da una parte era una partita dell'Europa, comunque non sicuramente solo né di Treviso, né del Veneto né dell'Italia, è una partita dell'Unione Europea, e dall'altra c'era anche la partita del WTO, cioè di quella organizzazione mondiale che dovrebbe garantire la correttezza nella competizione. La sconfitta più grossa, cioè, dove è stata da questo punto di vista? Più nella Comunità Europea o nel WTO? Ma sicuramente la Comunità Europea non ha saputo fare la voce grossa a questo punto, oserei dire. Posso dire che sarà l'occasione per far capire e promuovere maggiormente i nostri prodotti, indicando la provenienza.
indicando da dove viene la materia prima, dove viene trasformata e dove viene poi commercializzata. In questo senso Coldiretti ha fatto un gran lavoro assieme ad altri partner a livello europeo per la raccolta firme in questo senso per la promozione dell'etichettatura obbligatoria. È una raccolta firme che si termina in questi giorni e va avanti da oltre un anno per la raccolta di oltre 1 milione di firme. Siamo a buon punto, i numeri ci sono, vuol dire che i nostri consumatori hanno capito l'importanza e secondo me bisogna battere su questo punto. Ma secondo voi, perdonatemi, cioè, questa che può essere una chiave di lettura avvicinabile all'Italia, conoscendo il mercato americano, statunitense, prima che arrivino a capire, intanto hanno il formaggio con lo stesso nome che viene prodotto in Canada, per cui cioè, qui non è Italian Sound, qui è Italian Name, cioè proprio lo prendono tale e quale. Cioè, come fanno a... Cioè, la vedo una partita tanto lunga questa, per il mercato lì. La promozione. Fargli capire come funzionano le cose. Cioè, sicuramente nel nostro parmigiano sarà indicato prodotto in Italia, a Bologna, non so, Modena, però negli Stati Uniti non hanno questa indicazione. Certo. Cioè, sicuramente l'indicazione sarà la carta vincente per i nostri prodotti. Questo la vedo sicuramente. Aggiungo anche che comunque questo inserimento di dazi farà sì che l'aumento della contraffazione del Made in Italy sarà in aumento, che già conta a livello... E si parla dai 10 al 30% addirittura, se non sbaglio, come dazi, cioè il valore dei dazi su... 25% parlavo. Cioè 25% significa che se ieri negli Stati Uniti compravano un pezzo di formaggio a 10 euro, vuol dire che a $10 sarà a $12,50, cioè attenzione. Sì. È un ulteriore sgambetto all'agricoltura e Made in Italy, quello nostro, perché noi sappiamo produrre sano, sappiamo produrre bene attraverso anche dei sani controlli, quindi riusciamo a garantire al consumatore finale un prodotto cosa che esattamente negli Stati Uniti non avviene, perché poi lì sarebbe da aprire un'altra parentesi, perché quello che è concesso, mi risulta, poi correggetemi se sbaglio, ma quello che è concesso all'agricoltura negli Stati Uniti anche in termini di tutta una serie di logiche sulla carne, mi sembra che sicuramente non hanno i controlli che abbiamo noi qui in Italia, perché noi per garantire un prodotto sano e genuino come quello nostro, diciamo che secondo me a livello mondiale non abbiamo competitor, insomma, quindi siamo in prima in classifica. Dobbiamo comunque riuscire ad andare avanti comunque, perché questa storia di dazi, diciamo, è reale e in qualche maniera comunque bisogna cercare anche di risolverla, insomma, anche magari facendoci sentire anche a livello politico, insomma, ecco, questo sicuramente. Poi secondo lei è stato fatto abbastanza in sede di comunità europea, in sede di rappresentanza? A quanto sembra no, perché altrimenti non saremo a questo punto. Cioè a dire che l'uomo quando parte con esatto, la credo Trump che lì non lo vedo tanto... abbiamo a che fare con un personaggio che è assolutamente fuori da tutti gli schemi, di che non si sia mai visto una situazione politica così negli Stati Uniti, non solo nei confronti dell'Europa ma con tutti, perciò è sicuramente una partita difficile da gestire e da vincere. Però sicuramente... L'idea di mettere dei controdazi? Cioè quindi dei dazi... Sì, però comunque diventa una guerra commerciale che poi non ha più fine, perché poi si è partito con l'elementare, si andrà anche in altri comparti, perciò non credo sia la scelta migliore da fare. Lì si doveva essere più diciamo, determinati, non in maniera ufficiale ma negli uffici preposti a far sì che questo non potesse succedere. Sì, probabilmente non abbiamo avuto il peso, l'Europa non ha avuto il peso che doveva avere in questo senso. Insomma. Anche perché stiamo pagando i dazi che esistono ormai da 5 anni in Russia, che in Russia il mercato non è quello americano, ma è un mercato importante per Made in Italy. E noi abbiamo subito un danno molto, si parla di miliardi di euro, di mancate vendite in quel comparto lì. E qua sta succedendo la stessa cosa nel breve futuro. Insomma. Ci lasciamo per qualche istante. E durante questa pausa ci siamo permessi ovviamente di fare una chiacchierata e continuare, anzi la chiacchierata sul tema di quanto possa impattare questa decisione di inserire i dazi sui prodotti agroalimentari italiani e stavo per fare una domanda e la faccio in diretta. Circa, se consideriamo 100 il valore dell'export agroalimentare italiano, quanto valgono circa gli Stati Uniti? Negli ultimi dati si parla di un 30%. 30%? Pesante.
pesante, oltretutto si diceva anche di fronte all'aspetto che ci sono stati da 5 anni che ci sono i dazi anche verso la Russia, che era un altro mercato importante, no, per i nostri prodotti. Sì, anche lì si è penalizzato soprattutto il comparto dell'ortofrutta e non solo, i prodotti alimentari in generale, anche lì formaggi, salumi, un mercato in crescita anche quello, che ha favorito altri paesi che sicuramente non il nostro. Perciò sono tutte strategie che poi, se vai a vedere, favoriscono qualcuno a discapito di qualcun altro, perciò non sono mai prese di posizione così campate in aria, ma hanno sempre comunque delle strategie economiche dietro, dove noi comunque italiani quasi sempre veniamo penalizzati, non abbiamo quel peso, quel potere per poter, diciamo, evitare queste mazzate economiche. Sì, anche perché poi se consideriamo che mediamente ogni legislatura ha dai 3 ai 4 ministri dell'agricoltura diversi, io vorrei capire come si fa ad andare a trattare in Comunità Europea, nell'Unione Europea, delle politiche, delle strategie, quando mediamente uno sta su un anno. Credo che sia proprio anche la politica in generale europea sia un po' in difficoltà in questo momento. Siamo in mezzo alla Cina e all'America e noi sicuramente non abbiamo il peso oggi per far fronte a 2 colossi così. Perché Europa purtroppo sta soffrendo in questo senso. Proviamo a fare un manifesto programmatico del giovane, in questo caso di un rappresentante dei giovani imprenditori in agricoltura. Allora è ovvio che stiamo parlando di aria sostanzialmente, però di fronte anche a queste dinamiche, che visione avete? Che visione hai? Beh, ma sicuramente questo fa pensare molto, soprattutto per le aziende che magari erano già, diciamo, organizzate nell'esportare il prodotto all'estero come Russia o Stati Uniti. Qui sta tutto nella capacità di noi imprenditori giovani di saper rinnovarsi, saper cambiare il modo di fare. Sicuramente non tutti quanti riusciranno a cambiare, però bisogna farlo, perché se ci chiudono i mercati noi il prodotto dobbiamo continuare a produrlo e dobbiamo continuare a venderlo. Magari comunque si può tentare magari di riuscire con qualche altro Stato iniziare a prendere degli accordi commerciali da altre parti. Sicuramente una cosa così ci vogliono anni, non è che la puoi fare in un anno o 2, ci vogliono 5, 6, 7 anni per riuscire a prendere in possesso, insomma, ecco, di questi accordi commerciali, iniziare a fare qualche piccola consegna, qualche export. Sta tutto nella voglia. Beh, sicuramente abbiamo le gambe tagliate, perché quando ci escono questi dazi non è facile rialzarsi. Però noi giovani siamo forti, siamo preparati e penso che un'alternativa riusciamo anche a trovarla. Anche insomma, quantomeno ottimismo siamo messi bene, mi fa piacere anche accaparvi età, che è l'altra cosa fondamentale per raggiungere i risultati. De Miranda, poi chiudiamo anche la parte dei dazi, sta di fatto che prima di tutto la politica italiana dovrebbe spingere, dovrebbe proteggerci. Che cosa manca su quella, diciamo, su quella che è la politica italiana sull'agricoltura? Manca, non direi una persona capace, ma potrebbe anche essere, manca una continuità. A noi manca la continuità che una politica mondiale deve avere. Non possiamo avere un ministro oggi, domani non c'è, dopodomani chissà chi sarà. Basta vedere anche il ministro europeo eletto all'ultimo momento, cioè, come fa l'Europa a tenere considerazione dell'Italia se poi l'Italia non si fa valere, non si fa avanti. E questo forse che manca un po' alla nostra attività, ma comunque anche all'Italia stessa. Cioè, al di là dei dazi per l'agricoltura, penso che anche a livello industriale la cosa faccia comunque un po' di problemi in questo senso. Sì. Sì, purtroppo poi si va sempre a finire lì, però signori, le cose non cadono dal cielo perché uno clicca un bottone, ma sono frutto di strategie a medio e lungo periodo, di visione, di comprendere le dinamiche.
sarebbe carino avere un sistema un po' più di continuità. Da parte nostra, come Coldiretti, vedo che stiamo lavorando moltissimo per essere vicini al nostro governo, di portare avanti comunque anche le nostre idee a protezione dei nostri agricoltori, delle nostre economie. Spero che anche nel futuro riusciremo a farci valere e comunque a essere rappresentativi anche per il nostro settore, insomma, ecco, questo Certo. sicuramente. E qua ce l'auguriamo tutti perché rimane un asset assolutamente strategico. Io chiudo perché ormai mancano 2-3 minuti per la chiusura di questa trasmissione, però mi piaceva fare accenno a questo nuovo modo di relazionarsi col territorio e con la gente, cioè il mondo dell'agricoltura è cambiato anche da questo punto di vista, no? C'è molta più sensibilità, si cerca di dialogare con i cittadini che non hanno a che fare con l'agricoltura. Come interpretate questa gestione dei rapporti con, tra virgolette, il resto del mondo? Credo che sia proprio una necessità anche da parte del consumatore di voler conoscere e apprendere e soprattutto essere coinvolto in tutto quello che è il processo, no, di produzione della filiera agroalimentare. Perciò credo che il nostro compito sia quello di andare a sopperire a delle curiosità, a degli interessi che comunque il consumatore ha e sono evidenti nel mondo dell'alimentazione. Perciò l'evoluzione che c'è stata in questi anni, negli ultimi anni, qui anche nei media, di parlare di cibo, di vino, di qualità, ci vede protagonisti in questo. Dobbiamo assolutamente essere disposti e predisposti comunque a una comunicazione sempre più trasparente, nel rispetto appunto della sostenibilità dell'ambiente. E perciò il nostro compito è quello di rendere trasparente le nostre aziende, far conoscere quello che facciamo, perché c'è una grande curiosità, una grande attenzione in questo, e solo nella lettura di un'etichetta basta entrare in un qualsiasi supermercato, vedere quante persone, donne, uomini che siano, vanno a capire del prodotto da dove arriva e chi lo ha fatto. E noi che siamo quelli che comunque siamo scritti in quell'etichetta dobbiamo assolutamente trasmettere, far capire, far conoscere quello che è tanto lavoro che c'è alle spalle di una singola referenza, e perciò ben venga che ci siano queste iniziative che avvicinano sempre più il consumatore al produttore. Bene, allora rifacciamo il riassunto, approfitto di Marco, di questo weekend. Allora partiamo, il 9 c'è la cena benefica al Continental, giusto? Esatto, poi abbiamo sabato 12 mattina alle ore 10 presso l'Auditorium di Treviso, abbiamo un bellissimo convegno aperto a tutti quanti, a chi è invogliato insomma ad ascoltare grandi imprenditori, grandi storie, quindi anche per avere un attimino di confronto insomma, ecco, su quello che possono essere le loro idee e di quello che hanno fatto. Insomma, ecco. Poi abbiamo sempre sabato Piazza Giustiniani Recanati, mercato di campagna amica aperto tutto il giorno, le fattorie didattiche per apprendere e mostrare anche il mondo agricolo ai bambini, il cooking show. Giustamente De Miranda dice a Occhio che ci sono, cooking show, assaggiate un sacco di ricette presenti per voi. Esatto, per i bambini c'è anche l'intrattenimento del Ludobus con cui possono giocare, eccetera, eccetera. Alla sera a che ora è il concerto? Alle 21 il Los Matadores in Piazza Borsa, poi domenica esposizione trattori d'epoca, picnic a mezzogiorno e mezzo ai Giardini di Sant'Andrea e poi sul Sile lo spettacolo delle imbarcazioni portate avanti dal mondo di Coldiretti, quindi terra e acqua in quel caso. Signori, grazie. Sì, non dimentichiamo anche il nostro mercato coperto di Piazza Giustiniani, che comunque è sempre aperto durante la settimana, dove lì comunque tutti i giorni ci si può confrontare con tanti bravi produttori trevigiani. Benissimo, grazie a voi. Ci si vede tutti non questo weekend, il prossimo con Campagna Amica in Città. Ciao a tutti.